a ore 7, due ospiti accanto a me per portarvi a fare un bel giro torzeando a Tor Palmonte, poi spiegheremo che cos'è e parleremo anche di turismo responsabile e di un'iniziativa speciale per Mi Illumino di Meno. Ve li presento. Allora, Luca Negro, presidente Buongiorno. della cooperativa Corima, sì, associazione culturale Corima. Al suo fianco Sara De Colle, che invece è l'ideatrice di Torzeando, che è un blog di cui adesso ci parlerà. Partirei da Luca che ci spiega, ci anticipa quello che sarà la mostra, che sarà visitabile dal 23, se non sbaglio, marzo al 25 e che si terrà a Cervignano. Che mostra è? Allora, innanzitutto buongiorno. Allora, come associazione noi abbiamo come mission, oltre al commercio equo, alla sostenibilità, al sociale, al sostegno a distanza, anche tra virgolette fare cultura per quanto concerne in questo caso il turismo responsabile. C'è un'enorme differenza tra essere turisti e viaggiatori, no? Tra chi magari si chiude dentro un centro o un villaggio turistico e chi invece va a scoprire il mondo. Una di queste persone è una persona che almeno personalmente ce l'ho nel cuore, perché abbiamo vissuto tanti anni di scautismo insieme e diciamo il fondatore dello scautismo lascia il mondo meglio di come l'hai trovato, è stata un po' la nostra, come dire, stella polare, e quindi diciamo dopo un paio di anni ci siamo ritrovati. Lei ha fondato questa bellissima iniziativa, questo blog, questa diciamo mission di vita, e quindi gli abbiamo voluto dare l'opportunità e quindi adesso gli passiamo la parola. Ok, passiamo la parola allora a Sara. Stavamo vedendo appunto alcune immagini di questo blog. Allora, si chiama torzeando.com. Molti spettatori friulani probabilmente hanno già capito cosa significa, però diciamo anche partiamo dalla scelta del nome e poi ce lo presenti. Beh, allora volevo dare l'idea della friulanità, e quindi torzeando deriva da torzea, girovagare. E quindi volevo onorare un po' nel mio piccolo la nostra bella regione, perché malgrado abbia visitato una cinquantina di paesi finora, non c'è posto come casa e quindi si torna sempre volentieri nella propria casa. E il Friuli Venezia Giulia riserva una marea di possibilità, dal mare alla montagna, alla collina, al Carso, abbiamo tutti gli ambienti possibili e immaginabili, no? E il blog è in italiano e in inglese, quindi voglio essere più internazionale possibile. E un altro è nato nel 2015, sì, leggevo, quindi insomma è rodato. E come mai, cioè, la tua passione per questa piccola parentesi personale, la tua passione per i viaggi è legata anche al tuo lavoro, oppure è proprio una cosa che coltivi da sempre tu? Beh, è nata fin da quando ero piccola, perché grazie ai miei genitori ho iniziato con loro a girare, a girovagare per l'Italia, prima seguendo le adunate alpine. Ah, ok. E poi per curiosità. I miei genitori sono due persone molto molto curiose e io sono l'ultima di 4 figli dopo tanti anni, e quindi mi hanno sempre portato dietro con loro, prima in Italia e poi anche all'estero. Il mio primo viaggio l'ho fatto a 14 anni in Siria. Posti dove anche, no, per fortuna dove purtroppo ci siete adesso, stati, adesso purtroppo è molto difficile, insomma. Dove purtroppo adesso non ci si può andare più. E poi anche per lavoro, poiché sono commerciale estero per un'azienda di Como, e quindi insomma è una passione che dura da anni e anni e anni. Quindi si è sposato insomma l'hobby con anche poi le esigenze lavorative. Tornando invece al blog, appunto si parla sia di viaggi, appunto come hai detto tu, all'estero, in Italia, ma anche molto Friuli Venezia Giulia. Io ho aperto una pagina a caso così, dove andare a sciare in Friuli Venezia Giulia, sì. 21 dicembre, neve, divertimento, attività fisica, e insomma. Che cosa significa anche poi l'approccio, e così ci ricolleghiamo alla mostra, del turismo responsabile ed ecoturismo? Ecco, un altro obiettivo di Torzeando, oltre alla promozione del Friuli Venezia Giulia, è anche la promozione dell'ecoturismo o del turismo responsabile, quindi diciamo la vena scautistica di cui Luca parlava prima, si porta anche nei miei viaggi, quindi cerco sempre delle mete un po' meno consuete, cerco di non inquinare, anche se voi direte vabbè prendi comunque l'aereo, sì è vero, però ci sono piccole accortezze che fanno sì che si cerchi una via responsabile. Ecco, poi c'è una condivisione con i paesi che si vanno a visitare, insomma cerco di rispettare un po' quello che è il mio animo, il mio
modo di vivere anche nel viaggio, rispetto per la società che incontro, per la cultura che incontro, la curiosità nel conoscere, nell'avere questo rapporto biunivoco con le strutture ospitanti, e poi anche nella selezione del luogo dove andare a dormire. Ecco, preferire una guest house piuttosto di un albergo o un resort 5 stelle. Quindi insomma cerco di essere, diciamo, virtuosa, o comunque di rispettare l'ambiente, la cultura dei posti dove si viaggia, sia che si rimanga appunto in casa, di consumare il meno possibile, ad esempio, di usare il meno possibile la plastica. Ho visto dei luoghi dove, anche le Maldive ad esempio, c'è stato questo progetto assieme a una ONG di Varese di sensibilizzare la popolazione a non usare la plastica, e infatti c'erano dei paradisi ricolmi, stracolmi di Purtroppo la immondizie. plastica è ormai un problema molto molto grosso, che vediamo poi anche a livello locale, perché ho in mente una foto spaventosa del Molo Audace ricoperto di plastica, e se ne parlerà tra l'altro credo domani, se non ricordo male, casomai dopo ve lo ricordo, in un convegno proprio a Trieste di plastica. Sì, insomma, si può essere turisti, si può viaggiare, anzi si deve, arricchisce, è un'esperienza a 360 gradi, però si deve essere appunto anche il più possibile rispettosi. La mostra è fotografica? Sì, è una mostra fotografica. E sono foto fatte da? Sono foto fatte da me, sì. Dunque la mostra è fotografica, ci sarà una prima parte dedicata al Friuli Venezia Giulia e poi una seconda parte dedicata al resto del mondo. Poi alla fine ci sarà anche un video che sarà un po' un insieme di queste esperienze, tutte orientate appunto all'ecoturismo, non solo le Maldive ma anche il Vietnam, la Cina. Ecco, io ho girato molto l'Asia ultimamente, quindi forse una parte sarà maggiormente dedicata all'Asia, ma anche la Nuova Zelanda, dove ho vissuto 1 anno e mezzo. Quindi sono viaggi che ti portano anche poi a stabilirti per un periodo? Beh, quella della Nuova Zelanda è un'esperienza a parte che ho fatto 3 anni fa, sono partita nel 2014, sì, anzi 4 anni fa ormai. E quella è un'esperienza a parte comunque, insomma, che però sì, che hai fatto comunque. Sì. E il viaggio del cuore, cioè tra tutti questi che abbiamo visto? È una domanda molto difficile, lo so. perché come dicevo prima, la Siria è rimasta nel mio cuore perché è stato il primo viaggio, e soprattutto adesso, vedendo quello che è successo da 5-6 anni a questa parte, è un viaggio che mi porterò per sempre veramente nel cuore. Ma poi anche la Nuova Zelanda, dove ho vissuto. Ogni viaggio ha una sua ha un suo perché, ho dei ricordi bellissimi di ogni viaggio. Ecco. E i Friuli invece, non so, montagna, mare, qual è il tuo? Anche lì sono abbastanza versatile, per cui dal mare... Segui le stagioni, diciamo così, perché ho visto appunto adesso neve, giustamente. Sì. Luca, tu... anche quella. Beh, certo, assolutamente, sì, direi di sì. Rispetto anche della cultura, del cibo, dei cicli, e dell'apertura mentale, questo è viaggiare. Esatto. Luca, sei un viaggiatore? Allora, io sono un viaggiatore, adesso un pochino meno perché insomma la famiglia richiede altre attenzioni, però ho viaggiato anch'io tutti i continenti, dal Perù alla Bolivia, al Congo, al Kenya, mancherebbe effettivamente un po' l'Asia, e quindi mi sono approcciato più a lei per farmi dare le dritte giuste. Sara diceva appunto che ha avuto la fortuna di avere dei genitori che l'hanno portata con sé in viaggio. Luca dice giustamente la famiglia, e insomma io lo so anche sulla mia pelle, insomma lo sperimento, bambini piccoli eccetera, a volte insomma è difficile, però secondo me è più difficile decidere di partire, perché poi insomma i bambini si adattano spesso molto bene a viaggi anche avventurosi come il camper o altre cose, e quindi è un'opportunità anche per i bambini, un invito insomma anche a viaggiare con i vostri figli se c'è la possibilità, perché poi anche tu sei stata giovanissima in Siria, ma è rimasto dentro, no? Il viaggio. Io non sono ancora mamma, però mi auguro un domani che anche i miei figli insomma avranno la possibilità di viaggiare come l'ho avuta io, e poi sai, si può viaggiare anche fuori casa, cioè non è detto che bisogna andare, anzi è bello. E proprio poi anche insegnare ai bambini il rispetto dell'ambiente, per dire le cartine o la merendina non si butta mandarli per terra, a scout, no? Prima di tutto. Ecco, poi esatto, ci sono anche associazioni, lo scoutismo, insomma direi che lo
scautismo con l'ambiente va decisamente a braccetto. Durante la mostra, ma comunque lo si può già scaricare nel nostro sito, abbiamo fatto il decalogo proprio del turismo del turista responsabile, no? Che un po' chiaramente riprende i punti che ha detto adesso la Sara, però insomma spiega bene le grandi differenze che ci sono ed è soprattutto un invito a viaggiare, proprio perché veramente ti dà un'apertura mentale e fa capire che la differenza di 1000 cose è un arricchimento incredibile, no? Invece di chiudersi nel proprio giardino. Allora, ricapitolando, il sito www.torzeando.com è quello dove trovate tutti i viaggi di Sara De Colle, lo vedete qua, vabbè, adesso siamo in Vietnam, però vedete Friuli Venezia Giulia, insomma, trovate tutte le indicazioni e vedete anche le foto, le immagini di questi viaggi, le interviste e quant'altro. Invece l'associazione culturale Corima ha questo sito che si chiama corimaequo.altervista.org, ma poi tutte queste indicazioni io ve le do su Facebook pubblicando l'intervista di oggi, e qui avete tutto il panorama dell'attività dell'associazione. Domani è una giornata importante, concludiamo la nostra intervista facendo un cadeau. Esatto, un cadeau. E domani è una giornata importante sempre per l'ambiente, un'iniziativa simbolica, mi illumino di meno. Sì, prego. Allora noi come associazione da sempre sposiamo questa iniziativa che, ricordiamo, è la festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. E quindi facciamo delle attività propedeutiche a far capire come si può risparmiare, come si può riciclare, come si può riusare, e domani ci saranno dei laboratori alle 18 alla Casa della Musica a Cervignano in tal senso. Ma noi siamo andati un po' oltre e quindi ci piace essere grati, esprimere la gratitudine più assoluta verso quelle associazioni, commercianti, cittadini, istituzioni che sposano questa linea, questo filo conduttore, e quindi domani le premieremo ormai è la 6ª edizione, appunto in varie categorie che sono i pilastri della nostra associazione. In più ci sarà il contorno musicale di 2 gruppi artistici, Isdraussina 9 3/4 e soprattutto Serena Finatti, che canterà 3 canzoni, 3 inediti del suo prossimo album. Il video l'abbiamo girato, l'abbiamo aiutata a girarlo a Gradisca 2 settimane fa. Ah, ok. L'associazione ha sede dove? A Cervignano del Friuli. Bene, allora tutte le informazioni le trovate sui siti che vi ho indicato, il nostro tempo a disposizione è finito, ricordiamo la mostra dal 23 al 25 marzo, ma dopo vi dico troverete tutte le informazioni sul nostro profilo Facebook e rimando alle vostre associazioni e al blog. Grazie Luca, grazie Sara per essere stati con noi e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Pubblicità, torniamo subito dopo.